Cari amici della Tenda TV, siamo a Ceneda di Vittorio Veneto e ci apprestiamo a mostrarvi le immagini della Marcia delle Rondini, la tradizionale passeggiata, la camminata, la corsa per bambini. 1000 sono i bambini che oggi parteciperanno per le vie di Ceneda, per i sentieri di Ceneda, a questa che è una marcia storica. Andiamo quindi a vedere le immagini della 42esima edizione della Marcia delle Rondini. Come ti chiami? Cristian, come è andata questa mattina la Marcia delle Rondini? Bene. Quanto hai corso, quanto hai camminato e soprattutto ti sei stancato? Sì. Tanto? Sì. Però hai ricevuto la medaglia alla fine, sei contento? Sì. Vuoi salutare qualcuno? No. Come ti chiami? Daniele, Come è andata questa Marcia delle Rondini? un po' faticosa però ce l'ho fatta. Troppo lunga? Sì, Ma insomma, alla fine poi hai trovato la medaglia e anche un buon ristoro. Ti sei divertito? Ti è piaciuto il percorso? sì tanto. Mi piacevano di più le discese però, Come mai ti piacevano di più le discese? perché andavo giù sparato. Quanti anni hai? 5. 5 anni. Quindi hai fatto il percorso della scuola dell'infanzia, giusto? Sì. È stato faticoso oppure no? Sì. Tanto? Sì. L'hai fatto con chi? Con i tuoi amici? Sì. Bene. Vuoi salutare qualcuno? Sì. Chi vuoi salutare? Nazari. Giacomo. Ciao Giacomo, quanti anni hai e che tipo di percorso hai fatto? Quello più lungo o quello più corto? Quello più lungo ho 9 anni. Hai 9 anni. È stato difficile oppure no? Sì, è stato difficile. Come mai? Non ho tanta resistenza. Ah, non hai tanta resistenza. Allora per il prossimo anno bisogna allenarsi di più. Beh, sì.
Ma non sono stato subito stanco già dall'inizio. Ah, ok. È buono il biscotto che stai mangiando? Buonissimo! Vuoi salutare qualcuno? I miei compagni di classe. Grazie. Quanto importanti sono queste manifestazioni per i piccoli partecipanti e per le nuove generazioni? Sono importantissimi, già da domani sentirò dire ma quanto manca alla prossima marcia delle rondini, perché è veramente una cosa molto sentita e a cui i bambini tengono molto. Il gruppo Marciatori Domo è il gruppo organizzatore della Marcia delle Rondini. 42 edizioni, una storia molto importante qui a Ceneda. Che cosa vi spinge e che cosa vi dà la forza per continuare a organizzare questa manifestazione per i più piccoli? Beh, che ci spinge a organizzarla ogni anno è la passione per questo sport, per il podismo. E poi se ti guardi intorno, l'altra ragione, cioè sta felicità che i bambini esprimono, la gioia, sti colori che emanano, come dire, no? Al di là della maglietta che hanno su. Senti proprio l'energia, il colore, la felicità. Questo è quello che ci ripaga di tutto. Abbiamo visto un serpentone colorato prima, 2 serpentoni, quello dei più grandi e quello dei più piccoli. I numeri vi danno sempre ragione, poi una giornata del genere è un po' la ciliegina sulla torta. Oltre 1000 partecipanti, giusto? Sì, all'incirca oltre 1000 partecipanti e solo di bambini si parla. Poi avete visto genitori, nonni, qualche bisnonno anche, quindi sono generazioni intere che si articolano in questi percorsi stupendi, devo dire la verità. La natura ci ha graziati di questi percorsi veramente stupendi. Noi facciamo altro che mettere le frecce direzionali e basta, e raccogliere i bambini. I bambini di tutte le età, abbiamo visto anche tanti passeggini, quindi c'è chi inizia a percorrere i sentieri della Marcia delle Rondini proprio anche a qualche mese di vita. È necessario però dire dei grazie, l'abbiamo fatto più volte, tanti sono i volontari che rendono possibile tutto questo. Sì, grazie di cuore a tutti i volontari, perché senza di loro non si potrebbe fare nulla, proprio nulla. Sono sempre presenti ogni anno. Qualcuno ha già una certa età, ma è molto forte e, come dire, ogni anno mi convince a ripetere questa manifestazione. Sono loro magari che mi convincono veramente con la loro energia a riconfezionare questa bella manifestazione. Quindi grazie di cuore, grazie agli sponsor, perché senza di loro veramente non si muove nulla. In questo momento anche di difficoltà hanno coraggio e mettono il coraggio in pratica con la moneta per pagare le spese che abbiamo sostenuto per regalare a questi bambini questa bella manifestazione. Grazie, un grazie indistinto a tutti voi. Grazie. Come ti chiami? Il mio nome è Gabriele. Gabriele, quanti anni hai e soprattutto è stata difficile questa partecipazione alla Marcia delle Rondini? Ho 9 anni ed è stata super difficile, Super difficile, però non ti vedo particolarmente stanco. perché mi sono riposata ora. Ah, ho capito. È stato bello ricevere la medaglia alla fine? Sì, molto. E poi bere qualcosa e mangiare qualcosa al ristoro? Soprattutto il tè è buono. Ok. Di che scuola sei? Della Parravicini. Parravicini, perfetto. È stato facile o difficile correre questa marcia? All'inizio un po' facile, poi è diventato più difficile. Ti sei divertita questa mattina? Sì, Sì. Hai corso tanto o hai camminato? corso. Corso. Molto bene. Sebastiano, Quanti anni hai? 9. Ti sei divertito questa mattina? Sì. Valentino, quanti anni hai? 9. È stato difficile o facile questa mattina? Abbastanza difficile. Vedo che sei un po' rosso, hai sudato un po'? Tanto. Come ti chiami? Alessandro Dalmas. Quanti anni hai? 5 e mezzo. 5 e mezzo. È la prima volta che partecipi alla Marcia delle Rondini? Sì, Ti è piaciuto? Ti è piaciuto il percorso? sì, È stato difficile? no.
Ciao.